Parlano di un centrodestra regionale comunque coeso, al netto delle diverse posizioni su alcuni temi. Terzo mandato in primis, i parlamentari Walter Rizzetto e Marco Dreosto intervenuti a Sveglia Friuli, ma le tensioni tra Fratelli d'Italia e Lega restano palpabili. Per ora non c'è ancora una data per un vertice locale di centrodestra volto ad appianarle. Questo venerdì mattina, invece, previsto un incontro regionale in seno a Fratelli d'Italia. Nel caso del Friuli Venezia Giulia ribadisco il concetto che noi, avendo una potestà primaria in tema legislativo, se la nostra coalizione decidesse di introdurre una norma elettorale diversa da quella attuale, lo potrebbe fare senza temere che questa poi possa essere impugnata dal governo per incostituzionalità. In questo momento ci sono delle contrapposizioni che sono legate più che altro a posizioni nazionali e le valuteremo nel momento in cui ci saranno effettivamente le risposte da parte dei nostri alleati. Il centrodestra regionale è comunque coeso al netto delle differenti visioni rispetto ad alcuni temi, ma non differenti visioni, differenti posizioni temporanee. Noi siamo disponibili ad un confronto, ma deve essere fatto un confronto su un tavolo nazionale. È chiaro comunque, Rizzetto, che Fratelli d'Italia chiede più spazio in merito anche alle presidenze delle regioni nel nord. Non è che chiediamo più spazio, chiediamo i migliori candidati, che è effettivamente un passaggio intermedio e differente rispetto al chiedere più spazio. In merito ai rumors su un possibile scenario di elezioni regionali anticipate in Friuli Venezia Giulia, nel caso non arrivi il via libera al terzo mandato per il presidente, penso che sia impossibile che il presidente Fedriga vada a creare crisi o a dimettersi prima della metà del mandato, perché diciamo che né il centrodestra né i propri concittadini capirebbero questo passaggio. Io penso che le forze di maggioranza di questa regione gli daranno tutti gli strumenti per poter continuare a lavorare in serenità senza dover porsi il problema di scontri interni che evidentemente non debbono esserci proprio per il bene e nell'interesse dei cittadini.